Sindaco, una posa in opera oggi della prima pietra della caserma è un momento importante anche perché la caserma rappresenta un presidio di legalità in un comune, in una struttura. Sì, certamente è un momento importante per la nostra piccola comunità, un progetto che abbiamo inseguito da tantissimo tempo, finalizzato in ultimo con questo finanziamento che ci ha concesso la Regione Siciliana. Un presidio di legalità invocato in un territorio bisognevole di essere seguito e di essere attenzionato. Sopraggiunge oggi questa posa della prima pietra di cui l'amministrazione va fiera e devo ringraziare sia Sua Eccellenza il Prefetto come ufficio che ha seguito da vicino questa nostra vicenda, sia il Comando Legione e il Comando Provinciale dei Carabinieri che ci hanno accompagnato a questa finalizzazione. Certamente per la nostra piccola comunità è un tassello importante, è la porta alla città. Come prerogativa legalità e sicurezza certamente depone bene e noi siamo fieri di aver raggiunto questo grande obiettivo in questa splendida giornata. Prefetto, oggi a Santa Elisabetta che significato assume questa posa della prima pietra dell'Arma dei Carabinieri della caserma? L'Arma dei Carabinieri nei piccoli centri rappresenta uno dei fili conduttori della storia italiana. La caserma dei Carabinieri è un punto di riferimento per tutti i cittadini, la stazione che è presente quasi in tutti i comuni d'Italia, ci sono 8.000 comuni sappiamo e più di 5.000 stazioni, quasi 6.000. Ecco, rappresenta per ogni cittadino italiano la presenza dello Stato. A Santa Elisabetta in particolare questa nuova caserma viene costruita praticamente alle porte del paese, di fronte al corso principale. E questo sottolinea ancora di più la centralità della presenza dei carabinieri nell'ambito della nostra vita sociale. Importante quest'opera a Santa Elisabetta. Un'amministrazione comunale che ancora una volta dimostra non soltanto la vicinanza all'Arma ma soprattutto la vicinanza alla propria gente, creando un nuovo presidio di legalità, un presidio fondamentale perché rappresenterà un esempio anche per tutti gli altri comuni vicini. I tempi di attuazione? I tempi di attuazione sono rapidissimi, posa della prima pietra adesso ma inizio lavori entro l'anno e un sindaco molto presente, molto efficace ma soprattutto che ci tiene tantissimo alla realizzazione, quindi contiamo tanto su di lui. Per lei è un ottimo traguardo considerando che tra qualche mese va via? Sì, per me è un traguardo significativo lasciare questo ennesimo presidio di legalità in una stazione che peraltro rafforzeremo anche numericamente. Professore Falcone, oggi un importante evento, la posa in opera della prima pietra, un evento come diceva il Sindaco già programmato con la precedente amministrazione Musumeci. Ma oggi abbiamo voluto rappresentare la gioia, la felicità, l'entusiasmo non soltanto di una cittadina importante quale Santa Elisabetta, ma dell'intera provincia di Agrigento. La presenza del prefetto, del comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, del sindaco della città capoluogo, di tanti sindaci, ma soprattutto di tanti parlamentari e di tantissimi cittadini, dimostra come la caserma dei Carabinieri qua a Santa Elisabetta era un'esigenza. Sarà un presidio di legalità, ma al contempo sarà un presidio culturale, cioè è la rivoluzione culturale di questa meravigliosa cittadina guarda al futuro, pensando che per coniugare lo sviluppo ci vuole anche la legalità. E allora in questo senso la crescita di questo territorio passa anche dalla sicurezza e dalla legalità. Noi con questo presidio lo vogliamo realizzare. Oggi è un grande giorno, soprattutto non solo per la comunità di Santa Elisabetta ma per la comunità agrigentina in totale, soprattutto perché con la nascita, con la messa della prima pietra sulla caserma, sulla nascita della caserma dei Carabinieri si nasce un presidio di legalità, un presidio di sicurezza, un presidio soprattutto che è accanto ai cittadini, quindi siamo orgogliosi di essere qua, soprattutto io sono molto orgoglioso di aver partecipato a questa manifestazione e soprattutto di vedere non solo l'Arma dei Carabinieri in pieno ma tanta gente che ha partecipato a questa manifestazione. Per noi e per la nostra comunità è un evento importantissimo a cui tenevamo tanto e al quale abbiamo lavorato davvero tanto. Hanno lavorato gli uffici, ha lavorato tutta l'amministrazione con a capo il nostro sindaco Mimmo Gueli e hanno lavorato tanto i carabinieri ma anche le associazioni locali. Una iniziativa a cui tenevamo tanto è un progetto a cui abbiamo tenuto moltissimo perché diventa un presidio di legalità
e di tutela delle cittadine e dei cittadini di Santa Elisabetta e non solo, ma anche del territorio vicino e limitrofo. Architetto ecco, lei è il progettista di questa struttura, ci racconti un po' questa esperienza, insomma, come sarà strutturata? È un'esperienza che stiamo ripetendo sostanzialmente perché già abbiamo fatto degli interventi simili, anche diciamo importanti, come è importante anche questa caserma. Il tutto si sviluppa su linee molto regolari con diciamo, un'ala destinata alla caserma veri e propri uffici e l'altra ala destinata a 2 appartamenti per il comandante e l'appuntato. Questa è un po' in linea di massima la descrizione dell'intervento. L'intervento semplice, proprio adatto diciamo, a questa circostanza, con una spesa diciamo, altrettanto limitata, per cui diciamo, un intervento fattibilissimo, tanto che l'abbiamo iniziato. Grazie. Grazie.